Il calcio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Parliamo di rugby. Siamo in collegamento con Edoardo Ferraro, tallonatore del Mogliano Veneto Rugby. Innanzitutto, Edoardo, ciao e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buongiorno, grazie a voi intanto. Grazie a te. Per prima cosa, tutt'altro che scontata come domanda, come stai? Nel senso, sappiamo che purtroppo hai avuto un infortunio, come sta procedendo il tuo percorso di recupero? Il recupero procede bene, come deve andare. Ogni giorno dopo giorno sto facendo passi da gigante e aspettiamo di tornare in campo il prima possibile, speriamo. Ci sono già delle tempistiche oppure, come si suol dire, navigate a vista? Beh, tempistiche precise no, cercherò di fare il possibile lavorando duro per cercare di tornare il prima possibile a disposizione della squadra. Parlando del tuo percorso sportivo, tu torni a Mogliano, appunto, perché il tuo non è proprio non è una novità assolutamente, è un ritorno. Sei stato ben 8 stagioni al Mogliano e che cosa ti ha spinto appunto a tornare? Beh, sicuramente, come hai detto te, dopo 8 stagioni passate a Mogliano, precedentemente all'esperienza di Rovigo, quando ho avuto la chiamata di Mogliano, per me è stato come tornare a casa, tornare in famiglia. Lì comunque ho sempre avuto tante amicizie e quindi la scelta non è stata difficile, diciamo. Sono tornato molto volentieri. Tu nel frattempo sei stato a Rovigo, hai vinto anche uno scudetto e come ci puoi descrivere l'esperienza passata con i bersaglieri? Sì, io arrivo da 2 anni a Rovigo, dove il primo anno abbiamo vinto subito lo scudetto. È stata un'esperienza molto molto bella, mi sono divertito, anche lì gruppo, squadra, allenatori, era un bel gruppo, ci siamo divertiti tanto e adesso torno a Mogliano però. Come torni? Nel senso, quanto sei cresciuto dal punto di vista non solo sportivo, ma anche professionale, cioè personale, scusami. Beh, sicuramente è stata un'esperienza personale anche di crescita, perché comunque lì sei quasi professionista, ti alleni la mattina, sei seguito a 360 gradi in tutto, tecnicamente curano i minimi dettagli alla perfezione, quindi sicuramente tornerò con un bagaglio di esperienza più ricco da poter portare a porto alla squadra. Tu, immagino abbia già visto il gioco proposto da coach Marco Caputo. Che cosa ne pensi? Sì, ho visto anche, ho seguito, beh, ovviamente tutte le partite del Mogliano che l'anno scorso. Ha un gioco molto, molto bello, ha tanto la mano, con i tre quarti che muovono bene il pallone, comunque un pacchetto di avanti solido. Quando sono stato chiamato, comunque appoggio appieno il progetto che ha Mogliano, cercare di far crescere i giovani, con un buon apporto tra un mix tra giovani e vecchi. E quindi sono convinto che già l'anno scorso hanno raggiunto i playoff, ma quest'anno punteremo comunque a far sempre, sempre meglio, sempre di più. Non appena tornerai in squadra, quale sarà il tipo di apporto che darai? Ma anche prima, perché comunque, anche se non potrai essere al 100% a disposizione, immaginiamo che darai comunque il tuo supporto. Beh, sicuramente, beh, non vedo l'ora di poter dare il contributo al 100% con la squadra Certo. in campo, però sicuramente anche da fuori cercherò di dar consigli, comunque magari ai miei pari ruolo ci confronteremo sulle varie tecniche da portare in campo, studiare gli avversari. Quello che posso fare da infortunato cercherò di farlo al 100% prima di tornare in campo. Ultima cosa, ma non ultima, un messaggio che vuoi dare fin d'ora, non ti chiedo promesse, ma comunque un messaggio alla tifoseria bianco-blu. Come già detto, cercherò di fare il più presto possibile per tornare in campo e dare il mio supporto alla squadra al 100%. Chiarissimo.
E dunque per averci parlato di sé, del suo ritorno a Mogliano e delle sue esperienze nel frattempo a Rovigo, ringraziamo di cuore Edoardo Ferraro, allenatore del Mogliano Veneto Rugby, per essere stato con noi. Ciao, grazie mille a voi. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.